ora in onda Potere al Popolo. Pollicione a tutti voi signori, buongiorno rinnovato, Sammy Varin di nuovo in studio, di nuovo in diretta su Radio Libertà. Ci ascoltate in tutta Italia con la Radio DAB, Digital Radio. Ci sentite e ci vedete su YouTube e su Facebook, ma anche sul sito radiolibertà.net e sulla app di Radio Libertà. Scaricatela sul vostro telefonino e la vita cambia. Intanto, certo, la seconda parte della nostra controinformazione in edizione Shirt fino alle 11.30, poi arriverà la Lega Liguria. E molti mi state scrivendo dopo l'intervista al maresciallo dell'Aeronautica Militare Roberto Nuzzo sulla geoingegneria. La ritrovate cercando la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì, sul sito radiolibertà.net. Scie chimiche, certo, ci sono e le vediamo tutti i giorni. Ci sono dei protocolli ben precisi, ma come sempre tenuto nascosto dai poteri forti. D'altronde in Florida le hanno vietate per legge. Se non esistessero, cosa fanno? Florida vietano ciò che non esiste? Chiaro, no? Non lo sappiamo se è chiaro, ma abbiamo voluto parlarne, visto che ne ha parlato ieri il quotidiano Il Corriere. Questi sono i vostri WhatsApp che stanno arrivando alla grande al 340-6709-659 a commento della rassegna stampa. Li riprendiamo tra poco. Adesso c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E siamo naturalmente sulla notizia, perché nel Qui Parlamento parliamo ancora una volta di violenza. Violenza sempre degli stessi, sapete? Sono i violenti che si scontrano con i poliziotti e qualcuno vuole addirittura che gli paghiamo i danni? Fatemi salutare il deputato della Lega, Davide Bergamini. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, grazie per l'invito. È che è un piacerone Davide, anche perché insomma siamo purtroppo ancora una volta sulla brutta cronaca di queste settimane. Questa volta questi sono quelli che volevano arrivare al palazzetto di Bologna dove si giocava la squadra con la squadra israeliana e è successo un casino, 16 feriti, una guerriglia con idranti, bombe carta, danni per oltre 100.000 euro. La cosa divertente, se c'è da piangere, è che il sindaco di Bologna, Lepore, ha chiesto i danni, vuole mandare la fattura a Piantedosi. Come finirà questa cosa? Cosa si sta facendo? Perché, Davide, la situazione, me ne accorgo anch'io qua, che faccio radio, faccio rassegna stampa, ma sento anche tanta gente che ci telefona, e quelli di sinistra stanno girando completamente la frittata, dicendo: ma come? Ma siete voi al governo, siete voi che dovete occuparvi di sicurezza. Cosa può fare un sindaco più di tanto? E noi chiaramente dobbiamo dare delle risposte. Il problema è che se le diamo e poi c'è qualcuno che le interpreta, tra virgolette, ma mi zittisco. Bergamini. Guardi, il problema è pressoché facile da analizzare. Qui abbiamo avuto a Bologna ancora per l'ennesima volta un teatro di scontri, come ho detto anche ieri durante un'interrogazione in Commissione Affari Costituzionali, dove abbiamo proprio chiesto di identificare e capire chi sono coloro che hanno fatto i danni, ma la risposta è semplice, è quella che non vuole ammettere il sindaco Lepore. La risposta è che, come sempre a Bologna, sono centri sociali, associazioni di sinistra, appoggiate dalla sinistra, che spesso sono andate proprio a braccetto anche in questi anni con l'amministrazione comunale, dove l'amministrazione ha concesso spazi di aggregazione, ha concesso immobili, per poi avere in cambio cosa? Distruzione parziale di zone delle città e utilizzare qualsiasi occasione come occasione di scontro con le forze di polizia. Non è ammissibile che una partita dove dovrebbe regnare lo sport, l'agonismo sportivo, in una finale solo per creare assolutamente confusione e distruzione, ci siano queste persone che sono state oltretutto spesso, come dicevo prima, anche appoggiate da questa amministrazione, ma anche da amministrazioni precedenti
di sinistra che hanno condiviso spazi e in cambio vadano a distruggere. Si cercano costantemente e continuamente gli scontri da quando c'è questo governo, ancora più di prima, proprio perché c'è questa presa di posizione. Probabilmente si vuole provare anche in modo muscolare ad andare contro il governo in una città che storicamente è stata una città rossa in mano alla sinistra, e si cerca costantemente lo scontro. Uno scontro che ha provocato centinaia di migliaia di euro di danni, come è stato ricordato prima. Voglio ricordare, e prima di ricordare voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia che sono sempre impegnati, sempre in prima linea a difesa dei cittadini onesti e di quelle persone che vogliono vivere la città in modo tranquillo, di quelle famiglie che quella sera avrebbero magari voluto andare al palazzetto dello sport a vedere la partita di basket ma che non sono andati magari per motivi di sicurezza. Voglio ricordare che solo quella sera ci sono stati 16 agenti feriti tra polizia e guardia di finanza, alcuni anche in modo abbastanza importante, e quindi non si capisce per quale motivo ci debba essere sempre questa presa di posizione e anche questa voglia di cambiare poi la realtà dei fatti, cercando di scaricare sul Ministero dell'Interno o cercando di falsare i dati, come ha detto il sindaco Lepore alcuni giorni fa in una conferenza stampa, dicendo che la maggior parte di queste persone che hanno creato confusione, disagio, distruzione all'interno di Bologna venissero da fuori città. Quasi come per dire non sono i nostri bolognesi, ma è gente quasi per far passare il messaggio che qualcuno venga mandato da fuori per creare disagio a Bologna. Questo non è assolutamente vero, perché anche ieri in occasione del question time in commissione il Ministero dell'Interno ci ha risposto e ci ha fornito anche i nomi delle associazioni che erano presenti. Sono tutte associazioni di Bologna, con un'altra associazione che proveniva da Torino, sempre vicina comunque agli estremisti di sinistra, ai centri sociali, ai pro-Palestina, che comunque non difendono sicuramente la pace e la democrazia, ma utilizzano ogni momento, ogni occasione per creare scontro sociale, per creare scontro con le forze di polizia e per creare disagio ai cittadini onesti che invece vorrebbero andare a lavorare, vorrebbero uscire a cena, vorrebbero andarsi a vedere una partita tranquillamente al palazzetto. Credo che sia il momento di dire basta. Anche una città come Bologna dovrebbe prendere atto di questa situazione che è diventata oramai insopportabile per i cittadini onesti. Non capisco nemmeno come un sindaco possa sempre cercare di giustificare una certa parte e andare poi contro a quello che magari sono le proprie responsabilità, cercando di scaricarle sul governo centrale. Assolutamente, non è pensabile vivere sempre con la paura, anche se devo dire in città come Bologna continuano poi a votarla questa paura e sembra incredibile, però bisogna fare qualche cosa, e io so che la Lega ha in preparazione leggi più severe, una legge anti-Maranza, un qualche cosa che stringa ulteriormente i controlli e che aiuti anche la vita dei poveri cittadini in queste grandi città, a Bologna, ma vediamo a Milano, a Torino, a Roma. È diventato ormai un pericolo continuo. Su questo fronte, e poi ti lascio andare Davide, si troverà la quadra, perché sappiamo la Lega propone e poi bisogna fare i conti anche con gli alleati all'interno del governo. Troveremo la quadra, la strada è giusta, è quella giusta? Ma io credo che la quadra si troverà, anche perché comunque la Lega, anche all'interno del centrodestra, quando si parla di sicurezza, è sempre stato l'attore principale su questo tema, e vogliamo continuare ad esserlo, perché comunque come partito dei territori, partito di fianco al cittadino, vogliamo portare avanti questo, perché oggi il discorso sicurezza è molto sentito, come dicevi giustamente prima tu, in città come Milano, Bologna, sono città importanti che hanno dei gravi problemi di sicurezza, dove, voglio ricordare, ci sono delle aree del città che ormai sono diventate invivibili per i cittadini onesti, per i cittadini tra virgolette normali. Quindi bisogna assolutamente agire. Noi abbiamo preparato le proposte di legge, abbiamo proposto anche un ulteriore decreto sicurezza, proprio per riuscire a dare anche strumenti più efficaci per contrastare questi fenomeni criminosi, per dare anche ulteriori strumenti alle forze di polizia, alla quale bisogna stare a fianco, cercare anche di incrementare quello che sono sia
gli organici, ma anche gli strumenti che hanno a loro favore, e soprattutto contrastare questo fenomeno dei maranza, delle baby gang. Ci sono veramente delle situazioni che vanno sicuramente stoppate, e vanno stoppate attraverso gli strumenti normativi. Io credo che tutto il centrodestra fino ad oggi abbia dimostrato di essere compatto, una maggioranza compatta, dove quando bisogna prendere decisioni serie a fianco dei cittadini c'è. Quindi sono certo che nei prossimi mesi si parlerà di sicurezza, sarà probabilmente uno dei temi forse che verrà preso anche più a cuore da questo governo, e sono certo che la Lega sarà comunque protagonista anche di questo argomento, perché comunque è nelle nostre corde, dobbiamo sempre portarlo avanti, vogliamo continuare a farlo proprio per migliorare la sicurezza dei cittadini onesti, dei cittadini che vanno a lavorare tutti i giorni, che contribuiscono alla crescita del paese, e stoppare queste situazioni di violenza all'interno delle città, perché oramai non sono più ammissibili e non possono essere ritenute manifestazioni a difesa della democrazia, quando invece vediamo che ogni giorno viene strumentalizzato qualsiasi situazione per andare in piazza a distruggere città, a distruggere negozi, e quindi non ha sicuramente senso riuscire a tollerare queste situazioni, vanno stoppate subito, e quindi cercheremo di andare avanti nei tempi più rapidi, proprio per riuscire a fornire al cittadino onesto una tutela che oggi merita e che questo governo sta dimostrando dall'inizio della legislatura di voler portare avanti con forza, perché comunque è giusto che in un paese democratico ci siano situazioni che possono essere stoppate subito e che possono essere controllate, con le forze di polizia che devono essere in primo piano, al centro di quando si parla di sicurezza, al centro dell'argomento, e devono essere assolutamente tutelate per la difesa dei cittadini onesti. E allora avanti con forza, la Lega traina anche sul campo della sicurezza. Io ringrazio il deputato della Lega, Davide Bergamini. Buon lavoro e grazie. Grazie a voi. Grazie, a presto, buona giornata. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lascia andare chi alla fine ha dato forfè, non è rimasto con te. Ripulisciti le spine, svuota la testa, prenditi un altro caffè. Per le strade c'è un confine, puoi andare oltre, ballavi notte con lei. Tra solitudini e rovine, le anime perse organizzano un re. La luce ci seppellirà, l'amore si addormenterà. Anestesia, volontà. Sul cuore freddo della terra. Serve un cuore un po' brutale, lascia morire chi si è scordato di te. Autostima micidiale, martini e olive e un goccio di acqua per lieve. Quella linea un po' sottile tra odio e amore, tra chi saresti e chi sei, tra solitudini e rovine, le anime perse organizzano un re. La luce ci seppellirà, l'amore si addormenterà. Anestesia, volontà. Sul cuore freddo della
voce ci seppellirà. L'amore si addormenterà. Anestesia volontà. Sul cuore freddo della terra. No, lo sapete, la musica scontata, cuore, amore, noi non la trasmettiamo. Trasmettiamo pezzi che vi fanno anche pensare, come questa canzone di Ava, A.V.A. Si intitola Requiem ed è un inno alla disperazione, alla resa dei conti con noi stessi. E quello di oggi, il Sammy Varin di oggi, e quello di ieri. Attenzione, sembra difficile, ma non lo è. Io comunque, per non sbagliare, ho chiamato direttamente Ava, Laura Vallone, ciao! Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. E intanto chiedo a Simone 1 e Simone 2, che sono in regia, di mostrare anche questo video, perché già anche nel video si comincia a capire cosa contiene questa canzone. Un videoclip girato in bianco e nero, da pezzi grossi, adesso ce ne parli, ma soprattutto, allora, la domanda più semplice e anche divertente che mi viene in mente, Laura, è Ava in arte. E che cosa è successo? Cosa è successo, Ava, che ti ha fatto cantare, scrivere e poi cantare, interpretare questo pezzo? Ho letto che è stato un sogno, Ava. Sì, questa canzone me la sono sognata praticamente quasi tutta, sia il ritornello, le parole, la melodia, quindi mi sono svegliata nel cuore della notte a registrare note vocali e la mattina successiva a scriverla e a produrla. È andata più o meno così. Poi è normale che sì, c'era sicuramente un contesto fertile per farmi trovare da un sogno di questo tipo, ma è un po' tutto quanto, diciamo, l'argomento del disco, che Requiem è il quarto singolo estratto dal mio nuovo disco, e questo disco ruota intorno a 3 macro rivendicazioni: il diritto alla lentezza e alla leggerezza, il diritto alla disperazione e il diritto al fallimento. Quindi è proprio un disco tra virgolette, antisistema, in un momento in cui ci vogliono tutti sempre sul pezzo, infallibili, sempre in tiro, sempre sa di quelli che non devono chiedere mai. Io invece, diciamo, esorto chiunque mi ascolti, ma principalmente anche me stessa, a fare l'esatto contrario, cioè a prendermi i miei tempi, i miei spazi, e nel momento in cui c'è bisogno di essere tristi, il diritto di buttarsi in un angolo e piangere disperati come quando eravamo bambini. E guarda che non è male sta roba, cioè qui tutti mostrano i muscoli, menano, picchiano, violentano. In questo album tu hai scelto la leggerezza, che però non è superficialità. No, ci vuole una bella passeggiata nei meandri profondi di noi stessi per acquisire la skill della leggerezza. È veramente una dote che arriva, secondo me, dopo un percorso particolare con l'età, perché un conto è essere superficiali, che vuol dire appunto non andare mai dentro alle cose, un conto è essere leggeri, che invece significa che proprio dopo che ci sei andato talmente tanto dentro alle cose che riesci ad accettare tutto quello che ti viene sottoposto, o meglio, riesci a prendere tutto quello che ti viene un po' surfing mode, cioè a surfare sulla vita piuttosto che a lasciarsi schiacciare da essa. E secondo me è una caratteristica che andrebbe messa anche in curriculum, che non tutti hanno, che io personalmente non sempre ho. Infatti, ripeto, questo disco l'ho scritto anche un po' per me stessa, come per un esercizio, un buon proposito, quello di diventare adulta, ma imparare ad essere più leggera. Non è male imparare a surfare sulla vita, anche perché se vi guardate questo video, che trovate facilmente su YouTube cercando Requiem,
Ava A.V.A. E in questo video c'è la Laura Vallone del passato e quella del futuro, e però una muore, non rimane più Sì. nulla. Diciamo che il senso di Requiem è anche un po' questo, racconta appunto la consapevolezza che si sviluppa nel crescere, nel diventare adulti, dove necessariamente, inevitabilmente veniamo toccati dalla vita e quindi anche un po' corrotti, ci dobbiamo sporcare le mani, dobbiamo tirare fuori in alcuni casi o volontariamente o involontariamente il peggio di noi, e per crescere una parte della nostra innocenza praticamente deve essere sacrificata, deve morire. E quindi Requiem è una metafora di questo aspetto, dove ci sono io di oggi con la me bambina che cercano di avvicinarsi, di stare insieme, ma alla fine una delle due deve morire, e per sopravvivere ovviamente bisogna uccidere un po' l'innocenza, che non è un messaggio positivissimo, ma è un mio, come dire, semplicissimo punto di vista, condivisibile o meno. Assolutamente, e può essere anche una bellissima provocazione per tutti noi e tutti voi ascoltatori, dicendo no, non deve morire quella parte di me e dobbiamo crescere ancora con quella gioia bambina, con quel sorriso dentro di noi che avevamo anche quando avevamo 14 anni. Non lasciamo morire quella parte di noi, nonostante siamo obbligati a comportarci, a essere cattivi, a fare cose che mai avremmo potuto pensare avremmo fatto quando eravamo piccolini. Canzone meditativa, questa Requiem di Ava, anche bellissima da ascoltare in questi giorni e in questo periodo storico. Un'ultima battuta te la chiedo, perché Laura, io e te dovremmo parlare per interi pomeriggi anche di attualità. Vuoi una trasmissione a Radio Libertà? Te la diamo volentieri, una trasmissione, tu la vorresti probabilmente quotidiana, perché ne hai veramente tante di cose da dire. No, una battuta... Penso che andrà in galera, Sammy. Vabbè, ma noi ci siamo già praticamente, ti parliamo da un bunker, siamo chiusi dentro, praticamente non apriamo a nessuno. No, non è vero, agli ascoltatori apriamo, ma come fai a sapere se è buono o cattivo l'ascoltatore? No, una battuta sull'industria musicale, perché ho letto qualche riga e tu dici l'industria musicale che si è trasformata in un vortice nauseabondo. È una schifezza questa industria musicale ed è quello che pensiamo noi. Infatti sai che io non chiamo mai che girano su Radio Italia, su RTL, su Radio Dimensione Suono, no, solo artisti indipendenti, solo piccole autoproduzioni. Cosa sta succedendo, Laura? Beh, la mia è anche un po' una provocazione, perché bisognerebbe fare i dovuti distinguo. Sicuramente ci sono bravi artisti in giro e sono contenta che venga dato molto spazio ai giovani, seppur si sta un pochettino perdendo proprio il buon gusto, secondo me. Ma tolto questo, che spero sia un periodo passeggero, la cosa che a me dà particolarmente fastidio, e non mi spaccerò né scambiatemi mai per una femminista, una transfemminista, perché tutto sono tranne che una cosa del genere, però credo che le donne nell'industria musicale, io personalmente, sia stata costantemente e pesantemente discriminata. Un tempo perché ero troppo giovane, quindi ero poco credibile, a 20 anni scrivevo come un'adulta, ed oggi mi sono sentita dire da una grossa, grossa etichetta discografica, direi da una delle più grosse case discografiche italiane ed internazionali, che se avessi avuto 20 anni mi avrebbero messo sotto contratto subito, ma essendo un po' più grande no. Nonostante sia indiscutibilmente molto bravo a fare il mio. Questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, perché ho detto, la solitudine dei numeri primi. Qualcuno me lo disse un tempo, ma mi disse: guarda Laura, che se sei troppo avanti poi c'è il rischio che non ti vedano. Però se fossi stata un uomo, questo discorso non avrebbe sfiorato nessuno. Certo. Quindi questa cosa mi dà particolarmente fastidio. E lo immagino, e comunque la tua vendetta, se la porti avanti, funzionerà benissimo, perché ci sono tante radio e tanti ascoltatori che ti seguono. E infatti cosa basta scrivere sui social per ascoltare la tua musica? Ava lo Squalo, mi trovate così ovunque.
Chiaramente è un autocomplimento, lo squalo, nel senso che sei È il mio particolarmente... animale guida, il mio soprannome. Una cosettina da nulla. Seguitela ad esempio su Instagram, lo squalo salta fuori, ma anche facilmente su YouTube, e ascoltate e riascoltate questo pezzo Requiem, perché appunto fa pensare. Laura, veramente un grande piacere. Se passi da Milano, vienici a trovare assolutamente nel nostro bunker, ti apriamo la porta. Assolutamente, non mancherò. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Le scie chimiche esistono? Guarda per aria, c'è un documento del Senato che parla di scie chimiche, andate a cercarvelo. Questa mattina abbiamo voluto esagerare intervistando Roberto Nuzzo, riascoltate la rassegna stampa nel podcast. Questi sono i vostri WhatsApp al 34067096959. Gomblottista padano, sulla geoingegneria ne ho sempre parlato, ma la gente non ne sa nulla. Sulla casa nel bosco, perché togliere i figli? Segui la via dei soldi, avrai la risposta. Poi un messaggio audio, sentiamolo. Ciao Sammy, buongiorno. Buongiorno. Io personalmente, ma credo che chiunque faccia un piccolo ragionamento sia profondamente contrario a ogni forma di ismi e di particolarismi. La violenza ovunque esercitata si può benissimo dimostrare che è esercitata da chi è più violento verso chi è più debole. Ma è sempre così? E allora perché fare degli specialismi normativi e addirittura stravolgere il senso della prova, che invece è costituzionale? Cioè, l'onere della prova non spetta a chi offende, ma a chi si difende spesso. E l'automatismo di questa cosa come viene verificato? Chi decide? Il giudice? Ti freno, ma torniamo su questo argomento. DDL consenso libero e attuale. Per fortuna ci siete voi ascoltatori che avete dato una bella idea alla Lega di dire ok, però andiamoci un attimo piano. Ciao Sammy, come già detto, il male assoluto nel caso della famiglia Del Bosco è rappresentata dalle assistenti nazionalsocialiste che, stilando un rapporto che io credo pieno di falsità, hanno dato il via alla longa manus dello Stato italico per rapire bimbi felici dalla serenità di una famiglia. Boldrinese dilagante, assessore avvocato, assessora avvocatessa, quello dell'oscuramento del sole è un'idea di Bill Gates. Il progetto di cui state parlando non è per niente segreto, lo conosco bene perché è guidato da un mio amico. Bene, abbiamo gli amici, sì, ne abbiamo parlato appunto di geoingegneria questa mattina, e poi ancora, mamma mia, quanti WhatsApp, non ce la faccio, ce n'è uno audio, lo sentiamo e poi chiudiamo la trasmissione. Finalmente qualcuno che scrive, e anche alla Radio Libertà si parla di queste scie chimiche. Io sono anni che nel mio piccolo porto avanti questo problema anche sulla mia pagina Facebook. Chiaramente tanti mi danno per una visionaria, una mezza matta. Comunque anche i nostri politici, la Lega deve prendere in considerazione questo problema perché è veramente grave, incide appunto sul clima, sulle coltivazioni. È una lotta, praticamente non la fanno quasi più adesso, diciamo fra virgolette con i cannoni, ma la faranno col clima, portandoci appunto nella carestia o nella miseria. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza. Grazie Anna Maria, e chiama la buona giornata con queste credenziali da Sammy Varin. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Simone 1, Simone 2, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato Potere al Popolo.